Euroregione News. L'Unione fa la differenziata. Un importante progetto di cofinanziamento tra la società pubblica T2000 SPA e la DESAG Ecologia SCARL, società costituita dalle imprese Devizia Transfer SPA, Sager SRL e Risorse BTA SRL, ha consentito di inaugurare l'impianto di Codroipo costruito dalla Devizia Transfer SPA con fondi esclusivamente privati. Un investimento che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Ad Alessandro Strizzolo ho chiesto che cosa gestite e che vantaggi ci sono dal punto di vista economico. Frazione organica della raccolta differenziata assieme anche a frazione verde, sempre raccolta in forma differenziata, quindi separata alla fonte dai cittadini. In termini economici ci sono dei vantaggi di più tipi. C'è un vantaggio per chi ha costruito e gestisce l'impianto, in quanto ne ricava dei benefici dalla vendita dell'energia elettrica e dal conferimento dei rifiuti. Naturalmente i vantaggi sono più evidenti quanto migliore è la qualità della raccolta differenziata. Ci sono dei vantaggi dal punto di vista occupazionale, in quanto questo impianto si inserisce in un contesto comunale, ci sono le maestranze che sono quasi tutte locali e quindi benefici ce ne sono notevoli. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.